Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo i titoli. Furto al museo, i 4 custodi del Mume sono stati trasferiti ad altre sedi in attesa di un eventuale provvedimento disciplinare. Intanto gli investigatori incrociano dati, orari e testimonianze. La donna che ha ritrovato le opere rimaste di Antonello da Messina abbandonate ha detto: ho atteso l'arrivo degli agenti. A Siracusa ha fermato un uomo accusato del duplice tentato omicidio avvenuto il 13 agosto in via Von Platen mentre è emergenza sicurezza nella borgata di Santa Lucia. 400 kg di droga per un valore al dettaglio di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo. A Ragusa un uomo è stato fermato con quasi 13 kg di hashish. Case abusive che hanno luce e fibra, che pagano le tasse ma che non hanno l'acqua. Il paradosso di Maddalusa nell'Agrigentino, da 105 giorni con i rubinetti a secco. Da maggio non arrivano neppure le autobotti. Una spiaggia dove si balla, a Marina di Ragusa il Vertical Summer Tour. Sul palco la musica di Giorgio Prezioso e l'intrattenimento di Rudy Zerbi. Calciomercato, il giovane centrocampista Di Marco sembra vicino al Catania, offerte per Dini e Di Gennaro domenica contro l'Inter Under 23, assente lo squalificato Caturano. E in Serie B si avvicina l'esordio del Palermo in campionato, domenica al Barbera, sfida contro la Juve Stabia, rosanero in ansia per il portiere Ioronen. I 4 custodi del Museo di Messina sono stati trasferiti ad altre sedi in attesa di un eventuale provvedimento disciplinare. Intanto gli investigatori incrociano dati, orari e testimonianze per ricostruire il clamoroso furto dei capolavori di Antonello da Messina. Luca Ciliberti. I 4 custodi che erano in servizio al Museo regionale di Messina la sera del furto delle opere di Antonello da Messina sono stati trasferiti ad altri siti dei beni culturali. I 4, 2 impiegate regionali e 2 ASU, sono già stati interrogati dai magistrati e per ora sono in ferie, ma non rientreranno al lavoro nel museo. Nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento non appena il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Le indagini proseguono e gli inquirenti sono concentrati proprio sul ruolo dei custodi e su quello di un possibile basista. La loro attività di quella sera è centrale per ricostruire la clamorosa rapina. C'è un buco nero di 15 minuti nel film del colpo di Ferragosto. Le telecamere interne alle 20:47 avrebbero ripreso i ladri mentre distruggevano la teca che custodiva una delle 6 opere rubate. 2 verranno abbandonate poco dopo. Alle 21:02 nella sala operativa del numero unico per le emergenze arriva questa telefonata di una cittadina che contatta il 112 per avvisare che 2 tavole erano poggiate su un marciapiede laterale all'ingresso del museo. Polizia Messina, operatore 102, qual è l'emergenza? Salve, senta, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, a fianco al museo. Ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiati qua, momentaneamente. Dopo 10 minuti la volante è già sul posto. Sono stati gli stessi agenti ad avvisare i custodi che all'interno del museo era stato perpetrato un furto. Eppure l'allarme ha funzionato e sembra che sia scattato quando sono stati forzati gli ingressi, ma non è stato subito disattivato da qualcuno. Ha funzionato anche l'impianto di videosorveglianza. Sembra poi che le grate divelte, ipotizzate inizialmente come via d'uscita, erano state danneggiate da tempo. Gli investigatori stanno analizzando tutte le possibili vie di fuga dei ladri e lavorano per risalire all'identità dei responsabili. Secondo quanto trapelato, i rapinatori avrebbero lasciato diverse tracce. Il procuratore di Messina, Antonio D'Amato, non si sente di escludere alcuna pista. Un ritrovamento nel buio della notte, quello delle opere rimaste di Antonello da Messina. A notarli per prima è Elisabetta Bonfato, che chiama il 112 e resta sul posto fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sentiamola con Ilaria Mangano. Sera di Ferragosto, mentre rincasavo con la mia famiglia nei pressi del museo di Messina, versante Viale Annunziata, appoggiati appena ad una ringhiera ho notato i dipinti di Antonello da Messina. Non riuscivo a credere ai miei occhi. È stata lei a capire che qualcosa non andava e a chiamare per primo il 112, una telefonata che ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine. Mi sono resa conto della grandezza delle opere che stavo osservando e circondata dal buio e da totale silenzio ho sgranato allora gli occhi per osservare anche l'ambiente
circostante, però non c'era nessuno. All'inizio ha pensato di essersi sbagliata. Elisabetta però non si è limitata a dare l'allarme. Ha scelto di restare lì, accanto ai dipinti, ad aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Chi da veramente in quel momento responsabile, e quindi ho trascorso il mio Ferragosto con questi due grandi capolavori artistici. Ho sentito il dovere morale di custodirli, soprattutto per le future generazioni e per l'amore che nutro per la mia terra, i miei concittadini e la nostra cultura. E voltiamo pagina, andiamo a Palermo, l'omicidio allo Zen, il fermo non è stato convalidato, ma restano in carcere i 3 indagati per il delitto di Ferragosto, vittima un fattorino di 45 anni, Adelaide Barbagallo. Restano in carcere i 3 indagati per l'omicidio di Vito Genovese, il fattorino di 45 anni ucciso nella notte di Ferragosto nel quartiere Zen di Palermo, nonostante la mancata convalida del fermo per l'assenza del pericolo di fuga. Lo hanno deciso i giudici delle indagini preliminari. Per il maggiorenne Paolo Puleo e per i 2 complici sedicenni pesano i gravi indizi di colpevolezza e il rischio di inquinamento delle prove. Il delitto sotto casa della vittima. Genovese sorprende i 3 mentre tentano di scassinare il suo box auto. Ne nasce una violenta lite. Il 45enne viene aggredito brutalmente a colpi di casco e colpito al petto con un cacciavite. Inutili tentativi di difesa, così come l'intervento del cognato della vittima, Domenico Danna, rimasto ferito nell'aggressione. Per quest'ultimo episodio l'accusa è stata alleggerita da tentato omicidio a lesioni personali. Durante gli interrogatori, Puleo e uno dei minorenni hanno provato a difendersi parlando di una reazione a un'aggressione e negando di aver colpito l'uomo, mentre il terzo indagato ha scelto di tacere. Una versione che non ha convinto i giudici. Per tutti e 3 le porte del carcere restano dunque chiuse. E a Siracusa è stato fermato un uomo accusato del duplice tentato omicidio il 13 agosto scorso di 2 uomini, padre e figlio, che mentre viaggiavano a bordo di una Ape Calessino erano stati colpiti da proiettili esplosi a distanza ravvicinata con un fucile a canne mozze da un killer a bordo di uno scooter. Gli investigatori hanno utilizzato le immagini dei sistemi di sorveglianza e si sono avvalsi delle dichiarazioni dei testimoni. Il ricercato si è presentato in una struttura penitenziaria dove gli agenti hanno quindi eseguito il fermo. Ma è emergenza sicurezza comunque a Siracusa e in particolar modo nella borgata Santa Lucia nel centro della città. Ancora tra risse, droga e prostituzioni i residenti stanchi e impauriti invocano più controlli. Francesco Aloi. Dall'abbandono del rifiuto, risse, ubriachi, persone discutibili, gente che urina per strada, di tutto, spazzatura che troviamo sui gradini. Camminata spavalda in mezzo alla strada con un coltello a serramanico bene in vista. Potrebbe essere questa la fotografia di quello che si vive alla borgata Santa Lucia, secondo centro storico di Siracusa. Ero al bar con un collega, abbiamo immediatamente chiamato il 112, la cui questura ha fatto intervenire le volanti che hanno provveduto a bloccarlo e a disarmarlo. Chiunque qui denuncia quello che si ripete ogni giorno al calar del sole, non solo. Molti però hanno paura di ritorsioni, per questo c'è chi preferisce parlare a microfoni spenti o senza farsi riprendere in volto, ma c'è anche chi non ha alcuna paura e ci mette la faccia. Non si può uscire, le mamme non portano più i bambini neanche in piazza a giocare, le risse, gli immigrati, gli ubriachi, non c'è più sicurezza come una volta. Una volta io a 50 anni che sto qui si stava molto meglio. Negli ultimi mesi le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Alcuni giorni fa il questore ha disposto la chiusura di un locale per 2 settimane. Qui, come dicono molti residenti, si veniva per bere alcolici e tra un bicchiere e l'altro scoppiavano risse. Ma tutto questo sembra non bastare. La percezione di sicurezza resta bassa. Lui sta rischiando di perdere la licenza per colpa di queste persone. 400 kg di droga per un valore al dettaglio di 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo, mentre a Ragusa un uomo è stato fermato con quasi 13 kg di hashish. Luca Ciliberti. Tra Partinico e Punta Raisi, nel Palermitano, la Guardia di Finanza ha sequestrato 400 kg di infiorescenze di marijuana. Il valore della vendita al dettaglio della merce sequestrata ammonta a circa 2 milioni di euro. Sono state fermate 2 persone destinatarie di spedizioni dall'estero, risultati rappresentanti legali delle ditte operanti nel settore della coltivazione legale di canapa.
L'importazione, la lavorazione, la detenzione, l'invio e la spedizione di prodotti costituiti da infiorescenze non è più consentita indipendentemente dal livello di principio attivo contenuto all'interno. A Ragusa, poi, sulla strada statale 514, le Fiamme Gialle hanno arrestato un uomo di Comiso dopo che nella sua autovettura sono stati rinvenuti 12 kg e 800 grammi di hashish. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le successive attività investigative sono state rinvenute anche 2 pistole e 500 munizioni nella disponibilità del padre del soggetto fermato, che è stato deferito per detenzione abusiva di armi. E a Catania la polizia ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di un grosso quantitativo di stupefacenti. Gli agenti hanno controllato un'abitazione di via Antonio Cagnoni dalla quale proveniva un odore forte e acre tipico delle sostanze stupefacenti. La perquisizione ha permesso di smantellare, come vedete dalle immagini, una base logistica per lo stoccaggio della droga, portando al sequestro di 6 kg di marijuana nascosti in cucina, nel vano sottoscala e in frigorifero, di 190 grammi di hashish, 66 di cocaina e 65.000 euro in contanti. È una notizia che arriva dalle agenzie. La polizia ha fermato un 49enne catanese per stalking nei confronti dell'ex moglie. Per l'indagato è scattato il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico. La denuncia è partita dalla donna che ha chiamato il 112 riferendo di essere seguita dall'ex marito a bordo di una moto. Gli agenti della squadra volante della questura di Catania, dopo aver raggiunto il luogo della segnalazione, hanno individuato l'uomo che è stato accompagnato in questura, dove la donna ha formalizzato la denuncia. E a 5 giorni dal forte sisma di Ferragosto che ha attivato la faglia della Pernicana, stamattina nuova scossa di terremoto a Lingua Glossa. Sentiamo Adelaide Barbagallo. È tornata a tremare la terra a Lingua Glossa. Dopo la scossa di Ferragosto di 3.9, questa mattina un altro terremoto, stavolta la magnitudo è stata di 3.1. La scossa si è verificata alle 7.47 a sud-est di Montenero, con epicentro a 2 km di profondità. L'area è la stessa del terremoto del 15 agosto che ha riattivato la faglia pernicana collegata all'attività dell'Etna. Erano le 12.24, in molti si trovavano a trascorrere la giornata di festa nei locali della zona ed hanno avvertito il sisma che ha scosso l'intero versante settentrionale del vulcano e aperto una frattura lungo la carreggiata che porta a Piano Provenzana. Immediatamente sgomberati un rifugio e uno chalet e in via cautelativa alcuni ristoranti. A specificare che il sisma era dovuto all'attività dell'Etna, l'INGV e il presidente della Protezione Civile regionale Salvo Cocina attraverso i suoi canali social. A Catania è finito nel peggiore dei modi l'esperimento delle panchine smart volute dall'ex assessore alle politiche comunitarie Parisi, che aveva intercettato finanziamenti europei dopo essere state vandalizzate, come si vede in un nostro servizio TG dove ne avevamo mostrato anche la pericolosità. I tecnologici arredi sono stati rimossi, ecco, vedete, da Piazza Europa su indicazione di Catania Spazio Sport, che si occupa della manutenzione. A breve saranno installate nuove panchine, ma questa volta non saranno smart. Abbiamo già appaltato l'acquisto, dice Nella Vacirca, responsabile di Catania Spazio Sport. Purtroppo quelle esistenti erano molto pericolose, specie per i bambini. Analogo intervento sarà effettuato in altre piazze di Catania. E invece ci spostiamo ad Agrigento, dove c'è il paradosso di Maddalusa, frazione balneare della città. Case abusive perché costruite in un'area dove vige il divieto assoluto di edificare, ma case che pagano le tasse, che hanno la luce e la fibra, ma che non hanno l'acqua. Da maggio non hanno neanche le autobotti. Davide Sardo. A Maddalusa, quartiere balneare di Agrigento, sono 105 giorni senza acqua. Dal 9 maggio i rubinetti sono rimasti a secco dopo la fine dello stato d'emergenza idrica in Sicilia. Una situazione che riguarda le abitazioni realizzate abusivamente circa 50 anni fa nella zona A del Parco Archeologico della Valle dei Templi, area sottoposta a vincoli urbanistici e paesaggistici. Con la legge regionale di sanatoria 3785 che prescriveva a coloro che avevano costruito in queste zone di accatastare le case, noi abbiamo fatto regolarmente, paghiamo
e siamo assoggettati a tutti gli oneri, a tutte le tassazioni regionali, statali, comunali, eccetera. Gli immobili che non sono in regola dal punto di vista urbanistico non possono stipulare un contratto con il gestore del servizio idrico e senza contratto, secondo le disposizioni applicate, non possono essere riforniti neppure attraverso le autobotti. Hanno passato qualche mese addietro la fibra ottica realizzata con fondi del PNRR e quindi non si capisce per quale motivo l'AICA non possa stipulare contratti con gli abitanti di questo rione, di questo quartiere. Secondo il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo, gli immobili abusivi presenti a Maddalusa sono 364. A Maddalusa, dopo 105 giorni, resta così irrisolto il problema tra abusivismo edilizio, rispetto della legalità e diritto a un bene essenziale, l'acqua. E intanto ad Agrigento si intensificano i controlli contro l'abbandono illecito dei rifiuti. Fototrappole e indagini della Polizia Municipale hanno portato a decine di sanzioni e a diversi deferimenti all'autorità giudiziaria. Nelle immagini alcuni dei trasgressori immortalati dalle telecamere. Il Comune annuncia il potenziamento del nucleo ambientale, nuovi dispositivi mobili e maggiori verifiche sulla raccolta differenziata e sul servizio stesso di raccolta. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Sono circa 4.000 le persone affette da Alzheimer in provincia di Agrigento. Un dato che evidenzia la necessità di servizi e supporto per malati e famiglie. Alla Cittadella della Salute è stato inaugurato il nuovo Caffè Alzheimer, uno spazio dedicato all'accoglienza, all'ascolto e alla condivisione. Davide Sardo. Sono circa 4.000 le persone affette da Alzheimer in provincia di Agrigento, un numero che racconta una realtà sempre più presente che coinvolge non soltanto i pazienti ma anche le loro famiglie. Per dare una risposta concreta a questo bisogno, alla Cittadella della Salute è stato inaugurato il nuovo Caffè Alzheimer, uno spazio dedicato all'accoglienza, all'ascolto e al sostegno. Speriamo che questo ambiente possa essere accolto dai pazienti come una casa, come un ambiente in cui possono trovare serenità, possono trovare uno scambio di rapporti, di relazioni, in modo da poter anche stimolare le risorse cognitive del paziente. La struttura, realizzata in collaborazione con il Lions Club Chiaramonte, nasce per offrire un punto di riferimento ai malati e ai loro familiari, favorendo momenti di incontro, socializzazione e supporto. Trovare un ambiente che sia un ambiente accogliente, caldo, caloroso è sicuramente positivo e fa soffrire meno sia il paziente che il suo caregiver, perché ricordiamo che l'Alzheimer porta con sé molti bisogni, ma i caregiver, le persone che si prendono cura nel contesto familiare dell'Alzheimer, sono persone che soffrono tantissimo. Un'iniziativa che mette al centro la persona e la sua dignità, trasformando un semplice spazio in un luogo di vicinanza e speranza per le migliaia di famiglie agrigentine che convivono con l'Alzheimer. A Marina di Ragusa la spiaggia si trasforma in una pista da ballo per il Vertical Summer Tour. Sul palco la musica di Giorgio Prezioso e l'intrattenimento di Rudy Zerbi. Veronica Barbarino. Persone, la spiaggia trasformata in una gigantesca pista da ballo in una notte di musica che ha fatto cantare e saltare intere generazioni. Marina di Ragusa ha vissuto per 2 giorni l'energia del Vertical Summer Tour con Radio DJ. Festa, musica e intrattenimento, e a far esplodere il night party è stato Giorgio Prezioso, che ha trascinato il pubblico in un viaggio tra i grandi successi remixati degli anni 90-2000. Che hanno ballato tutte le hit degli anni non solo 90, anche 2000, quindi un'epoca molto bella, che anche i giovani adesso apprezzano perché i genitori gliel'hanno tramandata. E sul palco anche Rudy Zerbi, protagonista tra musica, giochi, premi e animazione. Un momento d'estate pieno di voglia di divertirsi, con i piedi sulla sabbia davanti al mare.
Adesso la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Parliamo di calcio, il giovane centrocampista Di Marco sembra vicino alla Catania. Offerte per Dini e Di Gennaro domenica contro l'Inter Under 23, assente lo squalificato Caturano. Sergio Golosi. Tommaso Di Marco, 23 anni, potrebbe essere il prossimo rinforzo a centrocampo del Catania. Di proprietà del Torino, Di Marco ha giocato la scorsa stagione in Serie C a Ravenna, totalizzando 24 presenze, 3 gol e 2 assist. Trattativa avviata sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 250.000 euro. Di Marco ha disputato anche 58 gare nella Virtus Francavilla e 7 con 2 reti nella Feralpi Salò, 4 incontri in B nella Juve Stabia. Un sondaggio è nulla più al momento per un altro centrocampista, Lorenzo Crisetig, svincolato l'anno scorso a Padova. Sul fronte delle partenze a Dini si è interessato il Guidonia, a Di Gennaro il Casarano, che ha offerto un accordo biennale, ma per entrambi non si esclude la rescissione consensuale del contratto. Il numero degli acquisti è collegato alle cessioni. Si lavora per un difensore, 2 centrocampisti e una prima punta. Intoccabile Cicerelli. Potrebbe andare via Gimenez, ma il Catania vuole monetizzare la sua partenza. Al Pescara, già interessato a Gimenez, si è trasferito l'ex rossazzurro d'Ausilio, che un mese fa aveva firmato in Grecia con l'Iraklis. Il Catania, che domenica contro l'Inter Under 23 non potrà disporre dello squalificato Caturano, prosegue la preparazione a Mister Bianco, sede del quartier generale Etneo, sino alla conclusione di agosto. Ed è finito 5-0 il test contro la Primavera del Catania, che si è tenuto a Mister Bianco. In gol tra i rossazzurri di Longo anche Liguori, Cicerelli e Pagliai. E invece in Serie B si avvicina l'esordio del Palermo in campionato. Domenica al Barbera, sfida contro la Juve Stabia. Rosanero in ansia per Joronen. Marco Gullà. Il Palermo si avvicina all'esordio in campionato contro la Juve Stabia, in programma domenica sera, muovendosi tra il grande entusiasmo dei tifosi e la palpabile attesa per l'esito degli esami strumentali di Jes Joronen. Il rientro del capitano Mattia Bagna al centro della difesa e la certezza di un Barbera da oltre 25.000 spettatori fanno da contraltare al rebus portiere, che vedrà la società pronta a intervenire sul mercato con nomi di spessore come Mattia Perin o Adrian Semper, qualora la lussazione alla spalla del finlandese dovesse richiedere tempi di recupero più lunghi. Ostia avrebbe già Perin opzionato, ma tutto dipende anche dalla Juventus, che non ha ancora deciso chi sarà il vice vicario. Di certo c'è che domenica contro la Juve Stabia alle 21 in porta ci sarà Fortin, che tra l'altro non si è comportato male nella gara contro il Lecce. Indisponibili per squalifica Pierozzi e Palumbo, ma ad Inzaghi le alternative non mancano. Potrebbe giocare dal primo minuto Strefezza, che sembra aver già trovato la condizione. A centrocampo invece ballottaggio aperto tra Segre ed Estevez. E prima di chiudere vi do una notizia che riguarda il calendario dell'apertura delle scuole, è appena uscito, e in Sicilia si tornerà tra i banchi di scuola il 15 di settembre, mentre la scuola finirà il 10 giugno dell'anno prossimo. Queste sono le due date. I primi ad entrare a scuola invece saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre. Grazie per averci seguito, il telegiornale finisce qui, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.